Siamo in Corcovado, sulla costa pacifica al sud del Costa Rica. Qui vediamo un coati, un mammifero carnivoro della famiglia dei procionidi, che sta scavando per catturare un granchio di terra. Questi sono i resti del granchio che è appena stato divorato dal coati. Vedete qua una chela molto colorata, qua gli altri resti, vedete, sono stati svuotati. Come vedete le zampe e le chele sono molto colorate. Questo granchio di terra, che si chiama anche granchio di Halloween, utilizza questi colori per comunicare con gli altri individui della propria specie. Sono esemplari territoriali e quindi questo display visivo serve loro per mantenere il loro predominio su una parte del territorio, che significa avere accesso alle risorse alimentari. Si nutrono per lo più di foglie che cadono dagli alberi e vivono sulla terra, non sono acquatici. Anche se i granchi di terra vivono in ambiente subaereo, continuano a essere legati al mare. Infatti per la riproduzione necessitano di deporre le uova nell'acqua di mare. Quindi durante il periodo della riproduzione si vedono centinaia, anche migliaia di individui migrare alla spiaggia e lasciare le uova che si disperdono libere nell'oceano. Le larve infatti sono plantoniche e si sviluppano per un breve periodo nell'acqua nutriendosi di plancton, dopodiché si sviluppano in piccoli granchi che ritornano alla spiaggia e poi migrano definitivamente nella foresta.